Buonasera e benvenuti qui al Pala Simoncelli per questa settima giornata di Coppa Italia che vede qui schierati di fronte a voi al vostro teleschermo la squadra di casa in casacca giallo-blu. Alla vostra sinistra il Pico Mirandola e in casacca bianco-verde il Seregno. Il Seregno Hockey 2012. Cominciamo con la lettura delle formazioni. Alla vostra sinistra con il numero 1 Lupi Federico, il portiere, il secondo portiere con il numero 72 Fabrizio e Luca Potenza, Siberiani Vincenzo, il capitano indossa la casacca numero 6 con il 19 Toselli Simone, De Stefano Gioele con il 73, con il numero 7 Moschetti Daniele, Federico Paltrinieri indossa la casacca numero 44, il 10 De Tommaso Filippo, Santoro Andrea con il numero 21, Pinotti Federico con il numero 9, il mister Yuri Ialaci per la formazione del Pico Mirandola. Dall'altra parte il Seregno risponde con Alberio Riccardo con il numero 21, Chirino Mattias con il numero 44, il numero 3 indossato da Piazza Mauro, Pasquale Enea con il numero 2, Tassarolo Riccardo con il numero 7, il capitano il numero 17 Luca Tremolada, mentre Marco Tremolada indossa la casacca numero 33 con il numero 30 Vadi Luca, il portiere Dimone Filippo con il numero 20 e Reggio Leonardo con il numero 12. Guida la squadra del Seregno mister Giaroni Luca. Conduce questo match il direttore di gara, il signor Mele Michele. Tutto pronto per iniziare questa settima giornata. Ti sei messo? Tutto pronto per il fischio di inizio del signor Mele, eccolo che arriva, le formazioni si impostano in pista con i primi 5 per il Seregno, con il portiere il numero 12 Reggio, mentre i 4 esterni sono Tessarolo, Riccardo, Pasquale, Enea, Piazza Mauro e Chirino Mattias. Dall'altra parte il Pico Mirandola risponde con tra i pali il numero 1 Luppi Federico, capitano Siberiani con il numero 6 De Stefano Gioele, Paltrinieri Federico e De Tommaso Filippo. La partita è già iniziata dopo un primo scambio da parte del Seregno e il Mirandola che prova a farsi sotto con un'azione che viene smorzata dal numero 2, contrasto tra Pasquale e De Stefano, alla meglio Pasquale, quindi il primo fallo di squadra per la formazione di casa. Si riparte dal metà campo della formazione in casacca giallo-blu, la formazione di casa, Siberiani. Riceve palla da De Stefano. Paltrinieri prova a farsi strada, non riesce ed è proprio il suo omonimo di casacca, il numero 44, indossato da Chirino, che frega la palla, prova un tiro in porta deviato e si riparte con una pallina proprio per il Seregno. Scambio tra Pasquale e
Tessarolo, è proprio lui che si incarica dell'ultima battuta, respinge il ben piazzato, l'estremo difensore del Mirandola, Luppi. Adesso è Siberiani che allunga per Paltrinieri, torna indietro ancora per Siberiani, scambia con De Tommaso, ancora De Stefano. De Stefano prova a farsi strada, scende sulla fascia, disturbato da Fiazza che è proprio che riesce a recuperare appunto il possesso di palla. Pasquale si incarica della battuta, scambia con Chirino. Chirino torna indietro, prova a servire Tessarolo che non intercetta, recupera la pallina De Tommaso, De Stefano, lungo per Paltrinieri, Braccato si guarda intorno, prova a girare dietro nella fascia laterale, non ci riesce, si lascia sfuggire la pallina. E adesso il Seregno che ricostruisce in posta da centrocampo. Fiazza prova un tiro smorzato, Paltrinieri riesce a recuperare la pallina, riesce a servire in qualche modo De Stefano che tenta di mantenere ma viene recuperato da Chirino. Sulla pallina Chirino, quindi Pasquale, ancora Pasquale scambia con Chirino, ancora Pasquale, Chirino scambia sulla fascia destra, prova a guardarsi attorno, serve Fiazza, è sempre Chirino che prova a recuperare il possesso di palla, si guarda attorno, costretto a tornare indietro, chiusa la difesa del Mirandola. È sempre il Seregno con 28 secondi di possesso, capisce tutto il capitano Siberiani. Adesso è De Tommaso che si guarda attorno, ricostruisce, prova a scendere lungo la fascia destra, fa tutto da solo, tenta un passaggio, tiro probabilmente in centro, ma adesso il contropiede del Seregno che si fa importante ed è proprio Chirino, il passaggio a porta vuota a servire Tessarolo che non riesce ad approfittarne, prende proprio il palo. Adesso è ancora Chirino che tenta di impensierire con un doppio tiro Luppi. Buone le due azioni di contropiede da parte del Seregno 2012, un quasi gol e due tiri sul respinti dall'estremo difensore del Mirandola. Riparte il Mirandola un po' in pressione in questo momento. De Stefano, Siberiani si guarda attorno, prova un tiro, non impensierisce l'attentissimo Reggio e riparte ancora il Seregno. Disattenzione da parte del Seregno, passaggio sbagliato, adesso è De Tommaso che prova ad alzare la pallina sul palo lontano difeso da Reggio, non trova lo specchio della porta, ritornano nella zona di difesa del Mirandola, è proprio De Tommaso che si incarica di recuperare la pallina. Contrasto a centrocampo tra Paltrinieri e Pasquale. De Stefano, De Tommaso scarta un giocatore, passa De Stefano, ancora Paltrinieri che prova a richiudere ancora verso De Stefano, non ci riesce. De Stefano alza e schiaccia, respinta e si riparte con la pallina nella stecca del numero 3, il vice capitano Fiazza, che non trova un acclamata reclamo da parte dei giocatori e anche del mister del Mirandola. Nulla di fatto per
la decisione irremovibile da parte del signor Mele. Adesso è il Seregno che prova a riattaccare, recupera la pallina Paltrinieri. De Tommaso si guarda attorno, costretto a tornare indietro. Siberiani. Viene fischiato il quinto secondo e si riparte con la pallina per il Seregno. Fiazza, Tessarolo, quindi Pasquale, ancora Tessarolo prova ad affondare, non trova lo specchio della porta, è braccato da Paltrinieri. Tessarolo torna indietro alla volta di Pasquale, questa volta è Chirino che trova il tiro, ma trova anche un attentissimo Luppi nella respinta. De Stefano recupera la pallina, scambia per De Tommaso. Si chiudono, tornano indietro e si chiudono i giocatori del Seregno. Tiro dalla lunga distanza da parte di De Stefano, respinta dall'estremo difensore Reggio. Adesso è Chirino che riprova ancora ad affondare, non trova lo specchio alla porta, nella respinta dalla balaustra recupera Paltrinieri, quindi Siberiani, tiro sul corpo di Pasquale e adesso c'è un aggrovigliamento di giocatori e la pallina è proprio per il Seregno. Scambio velocissimo tra Chirino facevo attenzione, il capitano del Siberiani lamenta una gomitata, ma l'arbitro concede per il Seregno per una trattenuta la pallina a favore. Proprio Siberiani che respinge su un passaggio di Pasquale. Tessarolo, tiro dalla lunga distanza, Luppi respinge in due tempi. Ancora Tessarolo, si guarda attorno, scambia con Pasquale. Lungo per Chirino, De Stefano riesce a capire tutto, trova lo spazio per difendersi ma non trova l'affondo, recupera il Seregno, la pallina è sulla stecca di Fiazza, scambio dietro porta per Pasquale. Pasquale, un passaggio in centro che non trova la chiusura del suo compagno di squadra, recupera il Mirandola ma è ancora il Seregno che si impossessa della sfera. Prova a farsi strada con il numero 44 Chirino, non c'è fallo a detta del signor Mele, la pallina ancora per il Seregno, due su Tessarolo e adesso è De Tommaso che deve ricostruire, si guarda attorno, due giocatori molto alti del Seregno e Siberiani prova un tiro smorzato da Chirino con il pattino, ancora Siberiani. De Stefano, il pressing alto da parte di Tessarolo, De Tommaso costretto a tornare indietro ancora alla volta di De Stefano, 20 secondi ancora di gioco, un tiro smorzato, ancora De Stefano prova un passaggio verso Paltrinieri che si trovava da solo ma è il Seregno che ne approfitta, è un tiro potentissimo, non trova lo specchio della porta Pasquale, la pallina finisce sul fondo, si riparte con una ribattuta da parte di De Tommaso, pallina a 2, ha la meglio il Seregno. Pasquale, Fiazza debole il suo passaggio, ne approfitta Paltrinieri che si guarda attorno, sono in due giocatori su di lui, costretto a tornare indietro la volta di Siberiani, un affondo per De Stefano, tutto solo, torna indietro verso Siberiani per De Tommaso, si fa vedere Paltrinieri, scambia ancora con De Tommaso, marcato dal numero 3 Fiazza e De Tommaso che raggiunge il retro della porta,
nulla di fatto, braccato da due giocatori, ritorna indietro la volta di De Stefano che tira dalla lunga distanza, una deviazione quasi fatale per la porta del Seregno. La pallina viene smorzata fuori, adesso è Paltrinieri che riesce a intercettare il passaggio di Fiazza. Lamenta un fallo, nulla di fatto per il signor Mele. È il Seregno che riparte. Intanto ha conquistato la pista Marco Tremolada, che serve Fiazza, braccato da due giocatori del Mirandola. Adesso è De Tommaso che scambia indietro per De Stefano, incrocia per Siberiani, si fa vedere ancora De Tommaso e questa volta è il fallo subito da Paltrinieri nella tre quarti di campo. E De Tommaso che si preoccupa di tenere il possesso di pallina. Siamo appena fuori l'area del Seregno. De Stefano sulla pallina, De Stefano e De Tommaso in tre i giocatori del Seregno a difendere insieme a Reggio. Scambio velocissimo tra De Stefano e De Tommaso, riesce De Tommaso a trovare il tiro ma trova un piazzatissimo Reggio. Adesso nel contropiede del Seregno, nulla di fatto, si riparte con Siberiani che prova a scambiare con Paltrinieri ma è il neoentrato Vaghi che intercetta con il pattino. La pallina ancora nella stecca del Pico Mirandola, scambio tra Paltrinieri e Siberiani, quindi De Stefano, De Tommaso. Sono allargate un po' le formazioni da entrambe le parti, un'ottima difesa da parte della formazione del Seregno, nonostante tutto il Pico è riuscito ad affondare qualche colpo e aggressivi e potenti i contropiedi del Seregno che hanno preoccupato non poco la porta difesa da Luppi. Ricordiamo un quasi gol da parte del Seregno e adesso è il primo time out chiamato dal mister Yuri Iallacci. I giocatori a bordo pista per i consigli dei rispettivi mister signor Iallacci e signor Giaroni. Ricordiamo 0-0 il risultato di questa prima frazione di gara della settima giornata di Coppa Italia, che vede qui alla Pala Simoncelli affrontare il Seregno 2012 avverso ai padroni di casa, il Pico Mirandola. Tutto pronto per ricominciare. Intanto ha guadagnato il campo per il Seregno il capitano, il numero 17 Tremolada. Nessun cambio nelle fila del Mirandola. Si riparte con Fiazza che serve appunto Tremolada. Scambio tra i due, Marco e Luca Tremolada, ed è proprio Luca che tira dalla lunga distanza, non trova lo specchio della porta, riparte velocemente Paltrinieri, braccato da Vaghi che adesso scambia per Tremolada, torna indietro ancora per Vaghi, di nuovo per Tremolada, scambio tra i due, Vaghi, Tremolada, fa tutto da solo, prova a servire, ancora Vaghi in mezzo, due su di lui, non riesce a intercettare la pallina torna sulla stecca di Tremolada, Marco, scusate Luca, quindi Vaghi, indietro per Fiazza, 8 secondi, Vaghi, tiro dalla lunga distanza, non trova lo specchio della porta, la pallina ancora per il Seregno e giunge il suono dei 45 secondi, la pallina torna sulla stecca della formazione di casa, si incarica della battuta Siberiani verso De Tommaso, quindi De Stefano finta alla volta del neoentrato Moschetti che ha lasciato il posto a Paltrinieri. Siberiani
Intanto il tifo del Mirandola si fa sentire. De Stefano in qualche modo riesce a entrare in possesso della pallina con un controllo non precisissimo. De Tommaso riceve il possesso della pallina, gira dietro porta, braccato dal numero 17 Tremolada, non c'è fallo, si riparte in contropiede. Tremolada lasciato da solo, appunto l'altro Tremolada, il Tremolada Marco. Intanto il direttore di gara, il signor Mele, concede un rigore per un movimento sulla stecca. Si incarica della battuta il numero 30 Vagli, di fronte a lui l'estremo difensore Luppi. Tutto pronto per il fischio, si attende il fischio ed è il primo gol di questa partita, messo a segno dal numero 30 Vagli Luca. Riparte Moschetti. De Stefano, braccato, altissima la pressione da parte dei giocatori in casacca bianco-verde, e adesso è Siberiani che serve Moschetti, passa a De Tommaso, non un passaggio felicissimo. Adesso Moschetti, sono due su di lui, 5 secondi. La pallina sposta, il possesso di palla si sposta verso i giocatori del Seregno. È proprio Vaghi, l'autore del gol, che si incarica della battuta alla volta di Fiazza, quindi Tremolada. Ancora Vaghi, chiude il triangolo verso Tremolada, allarga la volta di Fiazza. Fiazza, tiro dalla lunga distanza, respinta da Luppi direttamente fuori dal campo. Si riparte. Tremolada. Il capitano Luca prova a farsi spazio, due su di lui, torna indietro alla volta di Fiazza, quindi Tremolada, tiro ben piazzato Luppi, la pallina viene respinta, si riparte con una pallina a due nell'angolo sinistro della porta difesa da Luppi. Sulla pallina Tremolada e De Tommaso, alla meglio il Pico Mirandola con De Tommaso, quindi Siberiani a questa volta, e De Stefano che riceve la pallina, gira dietro porta, si guarda attorno, molto chiusa il pressing verso il Mirandola. Adesso è Siberiani che prova a dare la pallina a lunga distanza, non lascia correre la pallina da parte del signor Mele, riparte il Seregno con Tremolada, quindi Vagli, scambio tra i due Tremolada. (30 secondi) si studiano l'inserimento, i giocatori del Seregno, alla meglio il tiro di Tremolada su Luppi, quindi ripartono i 45 secondi, passaggio dietro schiena da parte del numero 17 Tremolada, Luca che becca la rete, riparte il Pico Mirandola e De Tommaso che prova a fare tutto da solo ma capisce tutto il numero 3 Fiazza che prende la pallina, tira dalla lunga distanza, dalla tre quarti di campo, la pallina finisce sopra la testa di Luppi. Si riparte con il possesso di pallina da parte del Mirandola. De Tommaso lungo per Moschetti, scambia per De Tommaso ancora, Moschetti, De Tommaso, Moschetti, De Tommaso, scambio sul lato sinistro, ancora Moschetti, torna indietro alla volta di De Tommaso, si guardano ancora i due, in mezzo a servire De Stefano che non intercetta, un ottimo passaggio da parte di De Tommaso, riparte il Seregno con il numero 33 Tremolada, tiro dalla lunga distanza, smorzato
da De Tommaso, adesso è Moschetti che prova a tenere il possesso di palla, sbaglia il possesso e serve inavvertitamente il numero 83 Tremolada, recuperano in qualche modo i difensori del Mirandola e adesso il possesso di pallina è di De Stefano, tiro da parte di Moschetti, respinto da Tremolada, recupera il Seregno, Fiazza. Prova a servire in mezzo Tremolada, Marco non ci riesce ma intercetta Luca. Scambio tra Tremolada e Vaghi. Fiazza. Si chiude la difesa, prova un passaggio smorzato che riesce in qualche modo a raggiungere il numero 17 della formazione del Seregno. Adesso riparte in contropiede, questa volta il Pico Mirandola con Siberiani, non controlla benissimo, riesce a servire in mezzo Moschetti, la pallina finisce alta e questa volta è Mister Giaroni che chiede il secondo time out, mentre si effettuano due sostituzioni da parte del Seregno, mentre dalla parte del Mirandola entra con il numero 21 Santoro Andrea, lascia il posto De Stefano Gioele. Dall'altra parte, dalla parte del Seregno, è entrato il numero 21 Alberio Riccardo ed è tornato in campo con il numero 44 Chirino. Intanto il risultato nel campo dello Scandiano appunto per questa settima giornata di Coppa Italia vede lo Scandiano in vantaggio di 1-0 sul Modena. Il gol nel campo dello Scandiano è stato realizzato dal numero 7 Deinite, Davide. Si riparte, la pallina sulla stecca del rientrato in pista Chirino che prova direttamente ad arrivare in porta, capisce tutto Luppi, quindi i Siberiani. De Tommaso. De Tommaso scambia per Santoro che tocca la sua prima pallina alla volta di Daniele Moschetti, quindi De Tommaso, ancora De Tommaso, prova in infilarsi in mezzo alla volta di Santoro che riesce a intercettare la pallina, non trova lo specchio, trova lo specchio alla porta ma trova anche il gran male di Reggio. Riparte il Seregno. Alberio. Chirino prova ad infiltrare la pallina in mezzo, fischia il signor Mele, la pallina per il Seregno, sulla pallina il Seregno appunto ed è Tremolada che dalla lunga distanza trova lo specchio alla porta, respinge Luppi, prova a gestire la pallina Moschetti, ancora Santoro alla volta di De Tommaso, De Tommaso prova ad andare in mezzo, capisce tutto il numero 44 del Seregno, Chirino, e il Mirandola che prova a recuperare la pallina, Chirino ancora su De Tommaso e Santoro che prova a destreggiarsi ma la pallina finisce sulla retro della rete, si riparte con una pallina a due, Santoro e Vaghi sulla pallina, si scambiano De Tommaso e Chirino, alla meglio il Seregno e il capitano Tremolada. Chirino, Tremolada, prova a fare tutto da solo, scambia con Chirino, si chiude la difesa del Mirandola, scambio dall'altra parte verso Vaghi, quindi Alberio, ancora Vaghi, intercetta in due tempi la pallina. Scambia con Chirino, 10 secondi, tiro, non becca la porta, la pallina sulla stecca del Mirandola e il
è il Mirandola ed è Santoro che commette questa volta il quinto fallo per il Mirandola. 5-51 il parziale, prova una deviazione Chirino su servizio di Alberio, adesso è De Tommaso che prova a destreggiarsi in mezzo per Santoro, ancora riesce a intercettare ma non impensierisce l'attentissimo Reggio, e dall'altra parte proprio Vaghi che prova il tiro potentissimo, adesso Santoro che prova a fare tutto da solo, si trova a tu per tu con Chirino, alla meglio Chirino, scambiano i due giocatori, altissima la pressione da parte del Mirandola questa volta, è Chirino che scarta Santoro, quindi Moschetti, due su di lui, alla meglio Moschetti, riparte, si guarda attorno, tre giocatori del Seregno, decide di rallentare e scambiare per Siberiani che intanto si fluidifica sulla fascia sinistra, Siberiani, ancora per Moschetti, scambia per Santoro, Santoro si guarda attorno, in mezzo per De Tommaso, De Tommaso due su di lui, scambia con Siberiani che esce da dietro porta, ancora De Tommaso, 18 i secondi per il possesso, torna indietro la volta di Moschetti, scambia per Santoro a centrocampo, Santoro in mezzo per cercare la deviazione di De Tommaso, non la trova e adesso è De Tommaso che commette il... No, non ho capito, non è fallo, era l'arbitro che aveva intercettato la pallina, quindi si riparte con la pallina alla volta del Seregno. È Tremolada che prova a servire in mezzo, respinge Siberiani, ancora Tremolada, riesce a tenere il possesso di pallina dietro porta, braccato da Moschetti, riesce a servire Alberio, quindi Chirino. Intanto ha ripreso il possesso di campo Pasquale con il numero 2. Tremolada, si va a vedere proprio Pasquale, prova a servirlo, ci riesce, passaggio verso Pasquale, il tiro debole, intercettato da Luppi, riparte il Mirandola con De Tommaso, 3,47 sul tabellone, De Tommaso, Siberiani, De Tommaso, Moschetti, De Tommaso, in mezzo a cercare ancora Moschetti, capisce tutto Tremolada, De Tommaso per Siberiani, Siberiani riesce a scambiare per Moschetti, si guarda attorno a Moschetti, tiro potentissimo, deviato, ma trova ancora Reggio. Intanto un altro time out chiesto dalla panchina del Mirandola, i giocatori si avvicinano alla panchina, intanto per le file del Seregno esce il numero 17 Tremolada Luca, entra con il numero 3 Fiazza Mauro, dalla parte del Mirandola è uscito il numero 6 Siberiani, è entrato il numero 44 Federico Paltrinieri. (3:12) alla fine di questa prima frazione della settima giornata di Coppa Italia, che vede appunto il Seregno 2012 in vantaggio per una lunghezza a 0 verso il Mirandola qui al Pala Simoncelli di Mirandola. Intanto anche nel campo dello Scandiano il risultato è bloccato sull'1-0 per lo Scandiano contro il Modena. Ricordiamo che il gol messo a segno sul rigore dal numero 30 del Seregno, Vaghi Luca. Riparte il Seregno. Un passaggio da parte di Alberio al numero 3 Fiazza che riesce ad intercettare e tirare. Attentissima la risposta di Luppi, una buona azione da parte dei giocatori in casacca bianco-verde che continuano, insistono verso il
la porta d'attacco, adesso è Santoro che si sposta la pallina di palla, ancora Santoro prova ad impensierire la difesa, la pallina rimane sulla stecca del Mirandola con il numero 10 Moschetti. De Tommaso prova a fare tutto da solo, riesce a servire Moschetti ancora per De Tommaso, intanto il mister Iallacci cerca di invogliare i suoi giocatori ad andare verso il centro dell'area avversaria, sbagliato la chiusura del passaggio da parte di Moschetti, recupera il Seregno e adesso è Fiazza che si occupa di servire il proprio compagno di squadra Chirino. Un passaggio davvero insidioso da parte del numero 2 Pasquale, e su doppia ribattuta arriva il secondo gol da parte del Seregno. Ed è ancora il Seregno che si fa pressante nella metà campo del Mirandola. Scambio e tiro dalla lunga distanza da parte di Pasquale, ferma tutto e si riparte, parte con Santoro, De Tommaso, Paltrinieri, la pallina rimane sulla stecca di Chirino che gira dietro porta, braccato da due giocatori del Mirandola, costretto a tornare indietro verso Pasquale che scambia ancora con Fiazza, quindi con il numero 21 Alberio che serve Chirino. La pallina torna indietro su Pasquale si infila a sorprendere Moschetti dietro porta. Stavolta il passaggio verso il centro non si chiude, ma riesce comunque a recuperare con il numero 21 Alberio. Tiro da parte di Pasquale, alto, la pallina ritorna sulla stecca del giocatore in casacca giallo-blu. 33 secondi, 2-0 il parziale. Ricordiamo il secondo gol effettuato dal numero 3 Fiazza per il Seregno. La pallina subito recuperata dai giocatori del Seregno che dovrebbero sfruttare tutti i 15 secondi a loro disposizione prima della fine di questa prima frazione di gara. Gira attorno Pasquale, un bel passaggio in chiusura, la volta di Fiazza mentre interviene il suono e il fischio del signor Mele. Noi vi lasciamo per circa 10 minuti, ci troviamo qui per il secondo tempo di questa settima giornata di Coppa Italia che vede qui a Palasimoncelli Mirandola avverso al Seregno 2012. Uno, due,
Bentornati, tutto pronto per questo secondo tempo qui al Pala Simoncelli di Mirandola per questa settima giornata di Coppa Italia. Mirandola contro Seregno 2012. Ricordiamo il parziale di 2-0 per il Seregno. Primo gol su rigore da parte di Vaghi, secondo gol da parte di Fiazza con un passaggio in mezzo, una bella azione da parte del Seregno. Tutto pronto per il fischio di inizio del secondo tempo da parte del signor Mele. In pista dalla parte del Mirandola tornano in pista Siberiani, De Tommaso, De Stefano e Paltrinieri, direi la formazione di inizio partita. Dall'altra parte è in porta il numero 1 Luppi Federico. Dall'altra parte il Seregno si schiera con il numero 33 Tremolada Marco, Tessarolo Riccardo, Pasquale e con il numero 3 Fiazza, l'autore del secondo gol. Tra i pali il numero 12 Reggio Leonardo. Intanto è la formazione del Seregno che sta facendo il gioco, scambio tra Tessarolo e Pasquale, non si capiscono i due, recupera la pallina il Mirandola, scambio tra Siberiani e Paltrinieri, quindi De Stefano che scivola, tiene comunque il possesso della pallina, prova ad affondare sul lato destro, nessuno dei suoi compagni lo segue, si fa vedere Paltrinieri ma è costretto a tornare indietro alla volta di Siberiani, stavolta è lui che scende sulla fascia destra, tutto solo, giro dietro porta, torna alla volta di De Stefano. De Stefano incrocia per Paltrinieri che non ha un controllo felice della pallina, ne approfitta il Seregno e adesso è Tessarolo che serve Tremolada, la pallina finisce sulla stecca di Luppi, torna indietro alla volta di Siberiani, lunghissimo a servire Paltrinieri dietro porta, è tutto solo, Gioele De Stefano prova a farsi vedere. Paltrinieri, De Tommaso, Siberiani, Paltrinieri, scambia ancora con Siberiani che controlla in due tempi, braccato da Tessarolo, riesce a servire De Stefano, passa tutto solo, passaggio alla volta di De Tommaso che non affonda la stecca. Una ottima azione da parte del Mirandola, purtroppo non si chiude nella stecca di De Tommaso, ne approfitta quindi il Seregno, attentissimo anche in questa seconda parte di gioco, e Tessarolo che prova a servire in mezzo, chiude Paltrinieri, De Stefano tira dalla lunga distanza, respinto dal estremo difensore, il numero 12 Reggio, la pallina rimane nella stecca del Mirandola, De Tommaso si fa vedere Paltrinieri, viene servito Siberiani sul suo lato del campo, prova a servire in mezzo ma la pallina rimbalza come una carambola tra Tessarolo e Tremolada ed è il Seregno che riparte, ricostruisce dalla propria metà campo, Tremolada, scambio con Pasquale, quindi Fiazza, Pasquale, Tessarolo, tiro potentissimo, respinto da Luppi.
Riparte il Seregno. Tremolada fa tutto da solo, riesce ad infilare con una serie di deviazioni. Nulla può fare Luppi per il gol, il terzo gol del Seregno a poco più di 4 minuti, no, a 4 minuti esatti dall'inizio del secondo tempo, e adesso si fa ancora più dura per il Mirandola. Serve De Tommaso, serve Siberiani, non riesce a chiudere, adesso è galvanizzato il Seregno con il terzo gol. Tremolada, Pasquale, Fiazza, ancora Pasquale, Tessaroli, quindi Tremolada, prova a servire in triangolo Pasquale, capisce tutto De Tommaso, due giocatori del Mirandola, ancora De Tommaso, prova a farsi strada da solo, riesce a capabilmente a tenere il possesso della pallina, ancora doppio tiro, doppio, respinta da parte di Reggio. Ottima la prestazione dell'estremo difensore del Seregno, doppio tiro sulla respinta, è proprio la pallina che finisce sulle spalle di Tessarolo. Paltrinieri e De Tommaso sulla pallina, sembra che ci sia una contestazione da parte dei giocatori del Mirandola, lo vedremo probabilmente più tardi in replay. La pallina teoricamente era del Mirandola e invece la pallina è stata concessa al Seregno. Una falsa vista, una deviazione, sembrava insaccato ancora il tiro del Seregno. E ancora il Seregno in possesso di palla con il numero 2 che finta il tiro, Pasquale, quindi serve Tessarolo, quindi Tremolada. Tessarolo prova a servire Pasquale, lunga la pallina per lui, De Stefano si impossessa della pallina, riesce ad ottenere ancora il possesso di pallina, reclamano probabilmente un cartellino blu. De Tommaso, Siberiani, Paltrinieri, ancora De Tommaso. De Tommaso prova a farsi strada da solo, costretto a girare dietro porta, braccato da Pasquale, ancora il Mirandola con la pallina fermata dall'attentissimo Reggio. Intanto ricordiamo che il terzo gol è stato realizzato dal numero 33 Tremolada, Marco. Prova a farsi pericoloso il Mirandola, non scusate, non ho capito cosa è successo, comunque c'è stato uno scambio tra i due giocatori del Mirandola, Siberiani, e il numero 2 del Seregno, Pasquale. Si è ripartiti con la pallina per il Seregno, ma adesso è il Mirandola che tiene il possesso della pallina. De Tommaso prova a guardarsi in mezzo, prova a infilarsi, non ci riesce, respinto da Reggio. Paltrinieri recupera la pallina, ancora De Tommaso braccato da due, prova ad infilarsi in mezzo tra Pasquale e Fiazza, non ci riesce, capiscono tutti i giocatori del Seregno, e adesso è Fiazza che prova, Tessarolo che prova a infilarsi in mezzo,
La pallina finisce sulla stecca di Siberiani che serve Paltrinieri, infelice il controllo, si ritorna con il Seregno in possesso di pallina, è Pasquale, serve Fiazza, quindi Tremolada, Tessarolo, scambia ancora con Tremolada, braccato da De Tommaso, è lui che ha la meglio, si guarda attorno, serve De Stefano tira dalla lunga distanza, respinge Pasquale, recupera il malfatto De Stefano e adesso è lui che prova a proporsi sulla fascia destra e questa volta si guadagna il fallo. Terzo fallo, scusate, per la formazione del Seregno. 5 sono i falli commessi dal Mirandola quando siamo a 17 minuti e 08 secondi alla fine di questo match. Primo time out richiesto da mister Ialaci nel secondo tempo e ne approfitta per sostituire il portiere. Esce con il numero 1 Luppi Federico. Buona prestazione per lui, non colpevole soprattutto del terzo gol con un rimbalzo maledetto, ed entra in pista con il numero 72 Potenza Luca. Ecco il suono dei primi 40 secondi. Intanto nel campo dello Scandiano la situazione si è completamente capovolta e adesso il Modena che conduce per 2-1 in questo secondo tempo. Le reti sono state segnate entrambe da Pochettino e Enrico appunto nel secondo tempo. Scandiano 1 Modena 2. Si riparte dopo il time out del Pico e De Tommaso in possesso della pallina che prova a scambiare con Siberiani. Capiscono tutti gli attenti difensori del Seregno che ripartono a sprombattuto. Ritorna il rientro di Siberiani dall'attacco, prova ad impensierire ma è il numero 17 Tremolada appena entrato che si impossessa della pallina, scambia con Pasquale, ancora Tremolada, scambio con Marco, Tremolada, quindi Luca, larghi i due dal Seregno, Chirino, scambia con Pasquale sulla respinta, è proprio Tremolada che prova il tiro, attentissimo, Luca Potenza, adesso ancora Tremolada, Marco, tiro potentissimo, recuperato da De Tommaso prova ad affondare, tutto solo, perde la stecca, Tremolada, scambia per De Stefano, ancora per De Tommaso, non approfittano i giocatori del Mirandola, stanchi e sotto di 3 lunghezze e il tifo qui alla Pala Simoncelli si fa ancora più vivo per incoraggiare i giocatori del Mirandola. Beffarda la deviazione che per fortuna finisce fuori dallo specchio della porta. Intanto il signor Mele ferma il gioco perché c'è il capitano Tremolada Luca per terra. Ci eravamo un po' distratti probabilmente nell'azione precedente. Si riparte, Siberiani. Lungo a servire De Tommaso in mezzo a due. Intanto è rientrato Vaghi. Paltrinieri, Siberiani, De Stefano,
5 secondi, ribatte il Seregno, batte da una posizione sbagliata, detta del signor Mele, in effetti era prima del centrocampo, e quindi ferma il gioco per la ribattuta da parte del Seregno. Servito Pasquale, Vaghi, dietro porta, si propone Chirino, Vaghi torna indietro, serve Pasquale, quindi Vaghi che si lascia sfuggire la pallina, ne approfitta Siberiani, dietro porta, scambia con De Tommaso, due su di lui, Chirino si stacca, quindi Tremolada, scambio tra De Tommaso e Siberiani si ferma, prova a guardarsi attorno, 3 giocatori su di lui, De Tommaso prova ad affondare, serve dietro porta De Stefano si guarda attorno, è costretto a guardarsi indietro, tiene il possesso della pallina, adesso prova ad affondare, Tremolada su di lui, Chirino lo guarda, Siberiani, scambio veloce verso Paltrinieri prova ad andare dietro porta, recupera la pallina sul passaggio di Paltrinieri, recupera Chirino, è proprio Paltrinieri che riesce a riprendersi il possesso della pallina, Siberiani scambia con De Tommaso, non c'è fallo. E intanto per il fermo gioco ne approfitta il Seregno con mister Giaroni a chiedere il secondo time out del secondo tempo. Qui, quando sono trascorsi poco più di 12 minuti dall'inizio del secondo tempo di questo match, settima giornata di Coppa Italia, che vede qui al Palasimoncelli il Pico Mirandola sotto di 3 lunghezze a 0 da parte del Seregno. Intanto i consigli degli allenatori mister Iallaci e mister Giaroni si ripropongono, sono già in pista i giocatori del Mirandola, devono risalire la china e cercare di trovare tutte le forze in questa seconda frazione di gioco per cercare di diminuire le distanze e riacchiappare il risultato. Attentissimo il Seregno, una buona prestazione da parte dei giocatori in casacca bianco-verde. Chiede la distanza il neo entrato De Tommaso, ha lasciato il posto De Stefano. È entrato anche con il numero 9 Pinotti Federico, è uscito Paltrinieri Federico. De Tommaso in mezzo a due, prova ad avere la meglio ed è proprio lui che subisce fallo, il quarto fallo da parte della formazione del Seregno, e De Tommaso che si occupa della battuta, no, lascia il compito a Daniele Moschetti. Richiesta di distanza, fischio da parte di Mele. De Tommaso, Siberiani, Daniele Moschetti non controlla, infelice, concede il contropiede ed è Potenza che questa volta toglie la pallina dalla stecca di Chirino. Contrasto tra Pinotti e Chirino, alla meglio Siberiani che scambia con De Tommaso. Moschetti, Pinotti, Moschetti, ancora un controllo poco felice da parte di Moschetti che riesce a uscire dai 5 secondi alla volta di De Tommaso. Dopo l'ultimo time out i giocatori del Mirandola sembrano più determinati, ma lasciano più spazi per il contropiede del Seregno. Tiro potentissimo da parte di Chirino, respinge Potenza, la pallina finisce sulla stecca di Moschetti che scambia con De Tommaso, quindi Siberiani. Pinotti, intanto ferma il gioco il direttore di gara, il signor Mele. Siberiani era per terra, probabilmente si era fatto male.
Si riparte con la pallina sulla stecca di Daniele Moschetti, no, scusate, dall'altra parte, quindi Pinotti, che lascia il compito a Moschetti, che scambia con De Tommaso. Pinotti, Siberiani affonda su di lui Tremolada, torna indietro, controlla in due tempi, scambia ancora con De Tommaso, si guarda attorno, si propone verso Moschetti che si gira, tira, deviato da Fiazza, torna indietro, 5 secondi, Siberiani, tiro dalla lunga distanza, deviato da De Tommaso, non tocca il portiere, 45 secondi trascorsi, riparte in contropiede il Seregno, recuperano le posizioni i giocatori in casacca giallo-blu e adesso lo scambio è tra Pasquale e Fiazza, quindi Tremolada, Chirino, capisce tutto Siberiani, recupera lui la pallina, riesce a servire Moschetti e questa volta controlla bene, riesce in qualche modo a saltare l'attentissimo Chirino, ma la pallina viene respinta fuori da Reggio ed è il Mirandola con Pinotti che si incarica della battuta, scambia con Moschetti, 2 su di lui, costretto a tornare indietro, Siberiani intanto è entrato con il numero 19 Toselli, Daniele Moschetti capisce tutto e questa volta è un cartellino blu per il numero 44 Chirino. Giusta a mio avviso la decisione del signor Mele, direi che è condivisibile da parte di tutti i giocatori. Daniele Moschetti si stava lanciando tutto solo ed è punizione di prima con Moschetti proprio che si incarica della battuta. Possibilità per il Mirandola con il compito di Daniele Moschetti di accorciare le distanze in questa punizione di prima per un fallo subito proprio da lui, da Daniele Moschetti. Prova in due tempi, ma è bravissimo Reggio a negare l'occasione dell'accorcio della distanza proprio al Mirandola, e adesso il Mirandola che per 2 minuti avrà la possibilità di giocare in 4 con un giocatore in superiorità numerica, Toselli, quindi Pinotti, ancora Toselli, scambia, prova un affondo per trovare la porta e Pinotti, larghi i giocatori del Mirandola con il numero 6 Siberiani, Moschetti, Toselli, passaggio non benissimo, la pallina è per il Seregno per il tiro alto e intanto torna in pista con il numero 10 De Tommaso, lascia il posto Pinotti e adesso è Toselli che recupera la pallina, 2 giocatori in difesa, deve recuperare la posizione Fiazza, 4 ancora giocatori in pista per il Mirandola, De Tommaso per Siberiani, prova ad affondare ancora per De Tommaso, torna indietro per Siberiani, chiusi in triangolo i giocatori del Seregno, capisce tutto Tremolada che riesce a recuperare la pallina in un contropiede e questa volta è il Seregno che si propone un giocatore, 2 giocatori su di lui, Toselli e Siberiani, recupera la pallina Siberiani alla volta di Toselli, quindi De Tommaso 9:29 sul tabellone, 3-0 il risultato a favore del Seregno. Siberiani, ricordiamo che stiamo giocando in 4 giocatori con una superiorità numerica per il Mirandola, per il cartellino blu subito dal numero 44 Chirino
per il fallo commesso su Daniele Moschetti. Riparte in contropiede, finiti i 2 minuti per il Seregno, riparte in contropiede proprio il Seregno, e Vaghi che si occupa di prendere la posizione in campo, e è proprio lui che commette fallo. Adesso in pista per il Seregno c'è Vaghi con il numero 3 Fiazza, e con il numero 44 è rientrato Chirino. Adesso è Moschetti che prova a affondare e che a detta del signor Mele commette fallo alla volta di Tremolada. Luca, la pallina è sulla stecca del Seregno, e Chirino che si occupa di ammaestrarla, scambia con Vaghi. Fiazza, quindi Tremolada, torna indietro per Vaghi, serve Fiazza, 2 giocatori su Vaghi e De Tommaso che ha la meglio in questo momento. C'è una non ferma il gioco, si lamentano i giocatori del Pico Mirandola per un fallo. Adesso è Moschetti che prova a tenere il possesso di palla. Toselli ha la meglio Chirino, 2 su di lui, riescono a servire ancora Tremolada i giocatori del Seregno. Vaghi, quindi Fiazza, si guarda attorno, braccato da Toselli, serve Tremolada. 7:28 in questo momento il tabellone. Provano a farsi pista, strada, passaggio in mezzo da parte di Fiazza a cercare Tremolada, non si chiude il passaggio. Ottima l'intenzione da parte di Fiazza, nel rimpallo alla meglio comunque il Seregno con Tremolada che serve Chirino, quindi Fiazza che finta il tiro, allarga ancora per Chirino, serve Vaghi riesce a togliersi di mezzo Siberiani, ma deve allargarsi e tornare indietro per Tremolada. Passaggio in mezzo filtrante, pericolosissimo. Il Mirandola non riesce ad uscire dalla propria metà campo e adesso è Siberiani che si incarica di provare l'uscita. 2 su Moschetti, alla meglio Vaghi, stanno cercando di coprire più spazi i giocatori del Mirandola, ma il Seregno trova comunque degli spazi. Adesso è Moschetti, sono 3 i giocatori in difesa costretti a fermarsi, sono in 2, è Tremolada che prova ad avere la meglio, ma questa volta subisce e commette fallo. Sono 6 falli da entrambe le formazioni. Si riparte con la pallina sulla stecca del Mirandola, si incarica della battuta il numero 7 Daniele Moschetti e accanto a lui De Tommaso Filippo. È proprio De Tommaso che viene servito. Non ci sono molti spazi, ma i giocatori provano a muoversi in mezzo alla pista. Viene servito Siberiani indietro. Sulla fascia Beffardo, il rimbalzo sulla balaustra, alla meglio Chirino per il Seregno. È proprio Chirino che riesce ad ottenere il passaggio di chiusura del triangolo. Adesso prova un alza e schiaccia e riesce a chiuderlo, ma è Potenza che si oppone a questa realizzazione. Fallo, 39 secondi in possesso della pallina per il Seregno che sta conducendo questo match per 3-0, non lasciando molti spazi al Mirandola. Adesso il pressing alto da parte dei Siberiani, riesce comunque Tremolada a servire il numero 30 Vaghi, l'autore della prima rete di questo match. Proprio lo scambio si chiude con Tremolada.
prova ad infilarsi Chirino, ma è Vaghi che viene servito. Chirino riesce a recuperare la pallina, ancora Tremolada, 8 secondi per raggiungere la porta avversaria. È proprio Tremolada che ci prova, ma Siberiani sfila la pallina, riparte dalla fascia destra, serve Moschetti, quindi De Tommaso. De Tommaso tutto solo, non ci sono giocatori che si fanno vedere. Moschetti prova ad arrivare in mezzo, una deviazione da parte di Toselli, non trova lo specchio della porta, riparte il Seregno in contropiede, intanto esce Siberiani, entra con il numero 21 Santoro. Reggio che si occupa della battuta, Vaghi ottiene il possesso di pallina e scavalca Santoro che si torna giù, ed è proprio Santoro e Moschetti che provano ad ottenere il possesso della pallina. Finisce sulla stecca di De Tommaso. De Tommaso si guarda attorno, prova in mezzo, un respinta da parte di Fiazza. La pallina torna sulla metà campo del Seregno, parte velocissimo, Chirino tira, non trova lo specchio della porta, la pallina rimbalza e Vaghi che riesce a recuperarla, quindi Fiazza. Ancora Chirino sul centrocampo, trova Fiazza tutto solo. E adesso è Tremolada dietro porta che si guarda alle spalle, riesce a servire Chirino, rimbalza malamente la pallina. È De Tommaso che serve Santoro. Santoro, tiro potentissimo, respinge con il numero 3 Fiazza, 3 giocatori su di lui. E il Mirandola che ottiene il possesso di pallina e questa volta subisce fallo Daniele Moschetti. Un altro time out chiesto da mister Giaroni, 1 minuto. Torniamo a vedere i risultati in pista a Scandiano. Il risultato è ancora fermo sul 2-1 fuori casa per il Modena sullo Scandiano, mentre qui alla Pala Simoncelli 3-0-6 per cercare di cambiare le sorti di questa partita sempre più dura per i giocatori di casa. Intanto Pinotti ha rilevato Toselli per il Mirandola, non mi pare ci siano state sostituzioni, invece sì, è uscito il numero 17, il capitano Tremolada Luca, e al suo posto è entrato Marco Tremolada con il numero 33. Si riparte con il Mirandola, fischio del signor Mele. Santoro, De Tommaso prova a servire Pinotti, non lo raggiunge ed è Fiazza che ha la meglio, 3 giocatori su di lui. De Tommaso che prova a braccare, passaggio per Tremolada, non intercetta. Moschetti riparte velocemente, Moschetti braccato da Fiazza, prova a servire Pinotti ma è ben piazzato il numero 2 del Seregno che questa volta sbaglia. Serve Santoro per il Mirandola. Santoro prova a fare tutto da solo, prova a dare in mezzo, Pinotti non raggiunge, adesso il contropiede, 3 giocatori del Seregno, prova a tirare Tremolada, la pallina raggiunge la metà campo del Seregno, ha la meglio Pasquale che tira lontanissimo a cercare di servire Fiazza, ma c'è De Tommaso continua a ottenere il possesso di palla, Pinotti insieme a lui, ancora De Tommaso dietro porta, si fa vedere Pinotti, prova a fare tutto da solo, non riesce a controllare e la pallina finisce in mezzo ai pattini di Fiazza. Si fa sentire il pubblico, 1,50, durissima la risalita da parte del Mirandola che adesso sta provando a tenere il più possibile il possesso della pallina. De Tommaso la meglio, serve Pinotti che controlla in 2 tempi su di lui, scambio per Moschetti prova a fare tutto da solo, tiene in qualche modo il possesso di pallina, serve indietro a De Tommaso
prova ad affondare per Santoro, ancora De Tommaso in possesso di pallina, riescono a recuperare i giocatori del Seregno con Pasquale che serve Tremolada che prova a impensierire Potenza e adesso è Moschetti, ancora Tremolada, recupera Chirino e Santoro che prova a togliere la pallina, ma è Luca Potenza che riesce a negare il gol. Moschetti per gli ultimi respiri di questo match. Pinotti prova a fare tutto da solo, tiro potentissimo, riesce a raggiungere la porta, Reggio, ancora Santoro, non trova lo specchio della porta, 2 su Piazza, ma alla meglio proprio lui per servire Pasquale, quindi Chirino che tiene il più possibile la pallina, tiro, respinge Potenza, Pinotti quando mancano 15 secondi, adesso prova a servire De Tommaso ma involontariamente servono i giocatori del Seregno. Chirino, 4 secondi, tiene la pallina, prova il tiro, 2 secondi ed è Tremolada che raggiunge il quarto gol quando mancano 2 secondi alla fine di questo match. 4 i gol per il Seregno, raddoppio di Tremolada, il suo secondo gol in questo match, 4-0, manca soltanto il fischio del signor Mele mentre comunichiamo il risultato di fine partita a Scandiano 1, Modena 2. Il triplo fischio del signor Mele manda tutti i giocatori nello spogliatoio. Noi vi ringraziamo per averci seguito, aspettiamo lo schieramento delle formazioni a centrocampo e poi ci diamo appuntamento al e poi ci diamo appuntamento per quanto riguarda il Mirandola a Modena giorno 16 per la 8ª partita di Coppa Italia.